mattina all'ITIS di Castelfranco, studente 14enne si accascia a terra durante l'ora di ginnastica, nonostante i tentativi di rianimarlo il ragazzino non ce l'ha fatta. La morte dello studente 14enne ha sconvolto studenti ed insegnanti, sotto shock tutto il paese. Il sindaco Marcon parla di una tragedia immane. Domani saranno 2 anni dal referendum sull'autonomia, nel giorno in cui si ripartirà la trattativa con il ministro Boccia. Antena 3 seguirà in diretta dalle 10:30 il punto stampa di Zaia a seguire la manifestazione sul ponte di Rialto. Momenti di paura a Ponte di Piave, un cittadino cinese con problemi psichici ha iniziato a colpire con una mannaia il portone di un condominio, decisivo l'intervento dei carabinieri. Blitz dell'associazione Rom Casugana durante una conferenza stampa sul commercio per ribadire al sindaco che l'indagine a suo carico per l'istigazione all'odio razziale è ancora in corso. Comune garante delle nuove attività che apriranno in città, pronto il piano di rilancio dell'amministrazione comunale, in arrivo contributi ed esperti che affiancheranno gli esercenti. Specializzando in corsia soddisfatta la Regione per l'adesione ai bandi, i giovani laureati e abilitati stanno rispondendo in gran numero per l'inserimento negli ospedali, spiega l'assessore Lanzarin. Doppio taglio del nastro e Caponcello, inaugurata la nuova sala per il parto in acqua e il laboratorio di microbiologia che servirà l'intera rete degli ospedali dell'ULSS 2 Marca Trevigiana e 4 Veneto Orientale. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque in primo piano la tragedia questa mattina a Castelfranco Veneto. Uno studente dell'istituto ITIS si è accasciato a terra durante l'ora di ginnastica. Il ragazzino 14 anni è stato subito soccorso prima dagli insegnanti, poi dagli uomini del SUEM 118, ma nonostante i tentativi per rianimarlo il giovane non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha cessato di battere, i medici del SUEM 118 hanno tentato l'impossibile per strapparlo alla morte, ma lo studente, 14 anni, non ce l'ha fatta. Straziati dal dolore, i genitori avvertiti immediatamente dalla scuola, l'ITIS Barsanti di Castelfranco, sotto shock i compagni di classe e gli insegnanti. Stamattina io non ho assistito alla scena, non riesco proprio a capire cosa sia successo perché un collaboratore scolastico ci ha avvisato di uscire in silenzio con i motorini, di non mettere in moto perché c'era un ragazzo in fin di vita. Ma il tam-tam sulla morte del 14enne è iniziata a circolare nel pomeriggio raggiungendo sui telefonini i compagni di classe. Subraj Rator, classe del 2005, nato a Castelfranco da genitori indiani, residente a Rese Pio X, stava correndo nel campo sportivo della scuola durante l'ora di ginnastica, frequentava la prima classe della sezione C, informatica. Ad un tratto si è fermato come per voler prendere fiato, ma poi si è accasciato a terra. Subito sono accorsi i compagni e l'insegnante che si trovava a bordo campo. Dalla scuola la disperata richiesta d'aiuto al SUEM 118 che è giunto sul posto con l'automedica. Un dramma che si è consumato in quei pochi ma lunghissimi momenti. Il medico ed i sanitari hanno tentato l'impossibile, ma il cuore di Sukraj non ha più ripreso a battere. Il giovane, che era in cura per una forma di epilessia, sarebbe deceduto sul posto, ma è stato ugualmente deciso il suo trasporto all'ospedale, al fine di evitare una permanenza prolungata sul posto e attenuare il più possibile l'impatto emotivo sui ragazzi che frequentano l'istituto. I compagni sotto shock sono stati fatti rientrare subito in classe, dove hanno atteso con trepidazione la notizia del loro amico, fino al pomeriggio, quando inesorabile è arrivata la conferma della morte. Ora toccherà ai genitori dei ragazzi e alla scuola spiegare se possibile quanto è accaduto, trovare le parole per dire ciò che nessuno riesce a spiegare. Sono andato a casa col pensiero di questo ragazzo, della verità ho pregato tanto Dio che riuscisse a sopravvivere questo ragazzo, perché guarda è un dolore per noi insegnanti quando uno di questi giovani muore così in modo all'improvviso, che è come se uno mi avesse spezzato il cuore, dico proprio la verità, guarda, dico proprio quello che sento nel mio cuore. Il pubblico ministero di turno si è recato comunque nella sede ospedaliera riservandosi di disporre l'autopsia. Sotto shock l'intera città di Castelfranco, il dolore del sindaco. Non ci sono parole per esprimere quello che si prova in questi momenti, immedesimandosi nel pensiero dei familiari ai quali voglio essere vicino.
Poco dopo mezzogiorno, quando la notizia si è presto diffusa in città, Castelfranco ha come trattenuto il respiro. Tante le domande, a cominciare dall'uso del defibrillatore che mercoledì scorso a Treviso aveva salvato la vita a un quindicenne che si stava allenando ai campi sportivi di San Lazzaro. Lo strumento è presente anche nella palestra dell'Istituto Barsanti, in uso delle società sportive, e al momento del malore sarebbe stato utilizzato, senza contare che la scuola dista poche centinaia di metri dall'ospedale castellano. Quando ho saputo, ho chiamato la dirigente scolastica che era al pronto soccorso e mi ha spiegato che sono intervenuti immediatamente, l'ambulanza è arrivata celermente, ma insomma, come sappiamo, l'epilogo è stato il più funesto. Restano una vita spezzata e il cordoglio di un'intera comunità. Esprimo la mia solidarietà e le condoglianze alla famiglia da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale di Castelfranco e della provincia tutta. È una tragedia che lascia attoniti. Ed ora parliamo di autonomia, perché domani saranno trascorsi 2 anni esatti dal referendum dei Veneti sull'autonomia e proprio domani a Roma ripartirà la trattativa con il ministro Boccia. 22 ottobre 2017 e 22 ottobre 2019, 2 anni esatti sono trascorsi dal referendum veneto sull'autonomia, quasi 2 milioni e mezzo di votanti, il 98% di favorevoli, ancora in attesa però di un accordo con lo Stato centrale. La Regione ha presentato il suo dossier e le sue proposte, ma di concreto a 2 anni di distanza ancora nulla dalla sponda romana. Sono passati 2 anni e diciamo che noi abbiamo fatto un sacco di lavoro in questi 2 anni, anche perché tutto il lavoro preparatorio si è concluso. Abbiamo depositato la nostra proposta di intesa, quindi il contratto che è di 68 articoli, e stiamo attendendo che il governo, questo governo ci faccia la sua proposta, perché a tutt'oggi nessun governo mai ci ha proposto nulla. Intanto il ministro Boccia, in visita a Venezia esattamente un mese fa, il 23 settembre, ha convocato per l'anniversario del referendum i tecnici per far ripartire la trattativa, e mentre il governatore Zaia da Palazzo Balbi ripercorrerà le tappe di questi 2 anni, a Roma il professor Bertolissi guiderà la delegazione di tecnici che al Ministero avrà il compito di far ripartire la trattativa. Domani a Roma c'è una riunione tecnica, ma non ci vanno i tecnici, ci va la delegazione trattante. Insomma, un tira e molla estenuante, con qualche passo avanti e molti stop, e una sola certezza per il governatore. Bisogna anche crederci, io sono convinto che abbiamo fatto un referendum che molti dicevano che era impossibile fare, l'abbiamo celebrato e adesso andiamo avanti. Sono convinto di una cosa, questa è certa, che indietro non si torna. E domani Antenna 3 seguirà in diretta la giornata sull'autonomia a partire dalle 10:30, seguendo il punto stampa del governatore Zaia a Palazzo Balbi, dove farà il punto della situazione. Poi a seguire le nostre telecamere si sposteranno su Ponte di Rialto, dove si terrà la manifestazione organizzata da Marino Finozzi. Appuntamento dunque domani mattina a partire dalle 10:30, ovviamente su Antenna 3. Siamo alla sanità, sono tanti i medici non specialistici che in questi giorni stanno rispondendo al bando della Regione Veneto per far fronte alla carenza cronica dei camici bianchi e al picco dell'influenza atteso per i prossimi mesi. La notizia di oggi è che in questa settimana si sono già iscritti 150 persone. Sicuramente siamo soddisfatti, mancano ancora 3 settimane, ricordiamo, perché il bando rimarrà fuori 3 settimane, quindi probabilmente questo è un numero destinato a crescere. C'è ancora tempo, ma per il momento la Regione tira un primo sospiro di sollievo. 150 adesioni in una sola settimana per la medicina interna sono una bella cifra. Tanti giovani specializzanti che hanno risposto all'appello della Regione per riempire le corsie venete anche in vista del picco influenzale atteso per i prossimi mesi. Un dato importante che arriva dopo le 224 adesioni del bando per il pronto soccorso. Insomma, da parte dei giovani camici bianchi c'è interesse nei confronti della linea intrapresa dalla Regione. Questo vuol dire che la direzione che ha preso il Veneto, che poi è una direzione sposata, ricordiamolo anche a livello centrale in conferenza delle regioni, è sicuramente una direzione giusta, una direzione che dà una risposta all'emergenza, all'urgenza di oggi. E in queste ore è partito anche il lavoro dell'osservatorio regionale specifico, dove con università e ordine dei medici si affronterà l'aspetto dell'inserimento degli specializzandi al 4° e 5° anno. Una sanità veneta è una sanità che non si ferma, che continua a investire. Per ribadire al sindaco che l'indagine a suo carico per istigazione all'odio razziale è ancora in corso, mentre quella indirizzata a Fratelli d'Italia è stata archiviata, l'associazione Rom ha approfittato della conferenza stampa sul rilancio commerciale di Treviso questa mattina ed è finita in scontro. Spero
che il razzismo non impedisca al sindaco Conte, al Comune di Treviso, di sottoscrivere questo protocollo, ricordando, veniamo ora dalla Procura di Treviso, che il procuratore Zampicini Massimo ha aperto un procedimento che è il 1056 del 2019, dopo che il 15 marzo abbiamo denunciato il sindaco Conte per razzismo, e è tuttora aperto per razzismo. Incursione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Rom, Sinti e Camminanti alla conferenza stampa del Comune di presentazione del protocollo d'intesa per il rilancio di Treviso con le attività produttive del territorio. Facendosi passare per giornalisti, il presidente Marcello Zuanisi e il suo collaboratore Davis Maior hanno prima assistito in silenzio alla conferenza, poi hanno chiesto che anche i Rom possano sottoscrivere l'accordo. I Rom sono esclusi da ogni possibilità di sviluppo economico in questa regione, non solo, ma un sindaco si permette di dire che non ha i requisiti, se ne deve andare anche di questa città. Allora io con molta educazione, ma con fermezza dico no, e non puoi chiedere i soldi all'Europa e poi li fai sparire e escludi i Rom e i Sinti Camminanti dall'attività commerciale. I rappresentanti delle categorie economiche se ne sono andati alla spicciolata, mentre Zuanisi ricordava al sindaco Mario Conte di essere tuttora indagato per istigazione all'odio razziale dalla Procura di Treviso. Non hanno fatto altro che peggiorare la loro posizione nei confronti degli occhi dei cittadini, delle attività produttive, perché di fatto hanno disturbato, però insomma questo è il loro modo di operare, noi li ascoltiamo, ovviamente non diamo alcuna importanza a quello che dicono e soprattutto se hanno fatto una denuncia per razzismo ci sarà un giudice che deciderà se Conte è stato razzista nel momento in cui ha detto che chi non ha i requisiti non può stare all'interno delle case popolari. Evidentemente loro si sono sentiti chiamati in causa, non credo sia un problema mio, è sicuramente un problema loro. Comune garante delle nuove attività che apriranno in città, alle quali non solo verranno assegnati dei contributi ma verranno affiancati degli esperti. È il piano di rilancio di Treviso dell'amministrazione Conte, stanziati complessivamente 250.000 euro. Rilanciare Treviso dal centro ai quartieri incentivando l'apertura di nuove attività produttive in città. Si tratti di negozi, botteghe artigiane o laboratori agroalimentari, non solo attraverso un contributo economico, ma fornendo a chi si cimenterà nell'impresa un'adeguata consulenza. A fare da garante il Comune di Treviso. Noi riteniamo che essere vicini al mondo del commercio, al mondo degli artigiani, significa esserlo con concretezza. È per questo che abbiamo messo a disposizione 90.000 euro tra contributi e garanzie che possono essere dati a imprenditori che decidono di intraprendere una nuova attività in Comune di Treviso. Oltre al Comune hanno sottoscritto il protocollo d'intesa circa 25 soggetti, dalla Camera di Commercio ad Assindustria, dall'Ascom all'Università Ca' Foscari, dalle associazioni di categoria degli artigiani a quelle degli agricoltori. Tra i principali obiettivi di Cassugana, riempire almeno in parte i locali rimasti sfitti in questi anni. Questi contributi e le garanzie per la locazione andranno a quei proprietari immobiliari che decideranno di affittare la propria attività a un canone calmierato. Ciascuna attività potrà beneficiare di un contributo massimo di 10.000 euro e del supporto di un team di esperti. Quindi un'assistenza che parte prima di essere finanziata, che poi sarà finanziata e che poi vedrà 2 anni di consulenze agevolate per condurre l'impresa alla resistenza, cioè per condurre e far nascere un'impresa che sia destinata a durare. Rimaniamo in città, nuova bufera sull'assessore di Treviso Silvia Nizzetto per la contrapposizione tra il Movimento Indipendenza Veneta e la Lega, che ha fatto indispettire il sindaco. Sosteniamo le iniziative, il modo di fare di Luca Zaia, lo stile di Luca Zaia, non accetto sicuramente che ci siano posizioni in contrapposizione a Zaia piuttosto che alla Lega, quindi insomma sarà la Nizzetto che dovrà capire se si sente a suo agio in questa coalizione che ha come stella polare sicuramente la Lega e Luca Zaia. Niente giri di parole, nessun sottinteso, l'avvertimento del sindaco Mario Conte all'assessore Silvia Nizzetto suona chiarissimo dopo l'ennesimo polverone che ha investito la referente di sport e scuola.
In prima fila venerdì scorso a un convegno dei venetisti, movimento politico di cui Nizzetto fa parte, in cui non si sono risparmiate critiche feroci alla Lega e al governatore del Veneto, malumori nel gruppo di maggioranza, buon pretesto invece per le opposizioni per partire all'attacco. Inviterei la Nizzetto, se pensa, come secondo me ha ragione, che Zaia abbia tradito il popolo veneto, che l'autonomia sia solo di facciata ma che non sia una vera richiesta. Se pensa a queste cose, eviti di stare in maggioranza con la Lega, di cui fa parte anche Zaia, Conte, eccetera, eccetera, e si sieda sui banchi dell'opposizione e eviti di prendere lo stipendio dallo Stato italiano come assessore, essendo lei di indipendenza veneta. Polemica nata dal nulla, replica seccamente Nizzetto, che ribadisce di non essere affatto contro Luca Zaia e il Carroccio, e proprio in virtù di questo rimane in giunta condividendone, dice, i valori, ma che il sindaco stavolta si sia irritato è innegabile. Io sono abituato a giudicare gli assessori in base al lavoro che svolgono per la città e per i cittadini, e quindi sulla base di questo continueremo a confrontarci. Se poi lei si sente in contrapposizione politica con questa coalizione e con coloro che la ispirano, credo che è una valutazione che dovrà fare lei, insomma. Ha risposto a tutte le domande del GIP Felice Maniero, in carcere da venerdì con l'accusa di maltrattamenti sulla compagna. L'ex boss del boss del Brent ha ammesso di aver insultato la compagna, ma solo in poche occasioni nel periodo in contestazione tra ottobre 2016 e maggio 2019, negando di aver mai usato violenza fisica, se non qualche ceffone in rarissimi casi. Non sono una persona violenta da oltre 25 anni e mai avrei voluto attirare l'attenzione su di me con il rischio di tornare in carcere lasciando sola mia figlia, ha detto il suo legale. L'avvocato Luca Broli ha chiesto la revoca della misura cautelare ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti contestati. Temo che il passato di Maniero, che a livello di giustizia ha già scontato, sia un macigno ingombrante per una valutazione più oggettiva, ha detto. E momenti di paura a Ponte di Piave. Ieri sera un cittadino cinese con problemi psichici, brandendo una mannaia, ha iniziato a colpire il portone d'ingresso di un condominio. Decisivo l'intervento dei carabinieri. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 21 ad allertare i carabinieri e alcuni residenti della zona terrorizzati. Un cittadino cinese di 34 anni armato di mannaia ha iniziato a colpire il portone d'ingresso di una palazzina in via Risorgimento. L'uomo, che soffre da tempo di problemi psichici dopo aver dato in escandescenza e aver distrutto l'entrata del condominio dove fra l'altro è domiciliato, si è barricato in casa. Immediatamente è stato chiesto l'intervento di un mediatore dei carabinieri, che è intervenuto con il supporto dei militari di Ponte di Piave. Solo dopo diverse ore, intorno alle 3:30, il 34enne ha deciso di uscire dall'abitazione ed è stato affidato alle cure del personale sanitario. L'Ascia è stata sequestrata dai carabinieri e l'uomo deferito per danneggiamento aggravato. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Da oggi le neomamme trevigiane potranno partorire in acqua. Taglio del nastro questa mattina al Cafoncello per la nuova sala parto e il nuovissimo laboratorio di microbiologia. Un'ampia vasca, un letto per il parto, ma anche una culla per l'eventuale assistenza neonatale. Al Cafoncello le nuove mamme con basso rischio potranno usufruire di un nuovo servizio. Già sono in tantissimi a chiedere di poter partorire in acqua. Guarda, mediamente noi ne abbiamo stimate circa un 250 annue, ma credo che una volta che sia partito questo servizio la realtà come numero andrà ad aumentare, quindi probabilmente ne avremo anche di più. Ma le novità per la sanità trevigiana non finiscono qui, perché da oggi è entrato in funzione il nuovo laboratorio di microbiologia che accorpa l'attività svolta in passato da 9 ospedali fra Treviso e Veneto Orientale. Tutti i servizi saranno connessi in tempo reale. Noi abbiamo puntato sul fatto di dare la risposta a tutti i pazienti, sia dell'ospedale di Vittorio Veneto come di Portogruaro, di San Donà o di Castelfranco nello stesso tempo. Il medico che è presente nel laboratorio di Conegliano o Castelfranco può vedere in diretta tutte le procedure che noi facciamo. Tempi ridotti quindi non solo per i medici ma anche per i pazienti che attendono i referti. Credo che i cittadini saranno tranquilli perché avranno l'esito degli esami molto prima di una volta. Abbiamo ridotto di 40 ore e poi saranno esami perfetti e ipercontrollati, quindi un vantaggio importante.
Ed ora la storia di una puledra che questa mattina è caduta in una voragine che si è aperta nel terreno a Borso del Grappa. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, utilizzando un escavatore, hanno creato una sorta di rampa che ha permesso all'animale di risalire e di essere portato in salvo. Siamo allo sport basket. Dopo la vittoria nel derby sabato, la De Longhi guarda già alla prossima sfida. I 2 punti di sabato sono pesantissimi, ci danno energia e consapevolezza anche del lavoro che dobbiamo affrontare. È una vittoria che ci deve dare anche tanta energia, consapevolezza e soprattutto anche del lavoro che dobbiamo affrontare in questo campionato. Comunque 2 punti veramente molto importanti. 2 punti che pesano come macigni, certo, perché danno ossigeno alla classifica, ma soprattutto perché per gli uomini di coach Menetti sono fondamentali per ripartire, per avere quelle consapevolezze che possono portare a tagliare altri traguardi importanti. Dopo la sconfitta di una settimana fa contro Fortitudo, quello che serviva era un risultato positivo per voltare pagina, e la vittoria è arrivata proprio contro la Reyer in un derby già divenuto storico. Quel 90-79 che segnava il tabellone a fine gara è ormai tatuato nel cuore dei tifosi biancocelesti, l'uomo in più in campo, mai come in questa occasione un tutt'uno con i giocatori. Un grande ambiente e poi soprattutto la grande empatia. Noi abbiamo dato tutto in campo, il pubblico ci ha seguito ma soprattutto ci ha sospinto. Si sentiva effettivamente un'area diversa. 2 punti pesantissimi li definisce coach Menetti, ma archiviati i festeggiamenti è già tempo di guardare avanti, perché il successo del derby deve essere proprio il trampolino di lancio verso altre grandi prestazioni, a partire da sabato, quando la De Longhi dovrà affrontare Trento in trasferta. Non ci si può guardare indietro, ma soprattutto bisogna ricominciare ogni volta da capo per poter arrivare un passo un po' più in là. Ecco, quindi non siamo andati da nessuna parte, bisogna rifare la stessa strada e cercare di andare un pizzico avanti. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Giornata storica per la scuola Gabelli di Belluno. Il Comune ha consegnato questa mattina i lavori al raggruppamento temporaneo di imprese padovane a Teste Ranzato che si sono aggiudicate l'appalto. Il cantiere aprirà il prossimo 4 novembre. Oggi è una data storica, apre il cantiere quello finale per la ristrutturazione della scuola Gabelli, è il secondo lotto di lavori che facciamo e questo è quello più grande. Gli ultimi passaggi burocratici si sono conclusi una manciata di minuti prima delle 11:30, quando il portone della scuola Gabelli è stato ufficialmente riaperto e i lavori sono stati consegnati all'impresa, che dal 4 novembre inizierà l'intervento delicato e chirurgico di recupero strutturale dell'edificio. Parole d'ordine, innovazione e sicurezza. Con una grande attenzione a preservare quelli che sono gli aspetti storici, ma soprattutto alla valenza, proprio a quello che è il vero significato della scuola Gabelli. Conservare innovando il motto della storica educatrice Pierina Boranga, che negli anni 30 fece delle scuole Gabelli un unicum in Italia e che dal 2021 accoglieranno un ciclo educativo unico, primi passi materna e elementare. Questo ci consente di lavorare in parallelo sulle mura fuori e contemporaneamente sulla formazione dei nostri insegnanti e anche dei genitori, sostanzialmente, per fare in modo che non venga recuperata semplicemente una scuola, ma venga riaperto un polo dell'educazione. Saranno preservati i pavimenti e i serramenti manterranno quell'unicità che ha contraddistinto la scuola, luminosa in ogni suo angolo. Non si potrà più usufruire della piscina, che sarà trasformata in aula teatrale, e il giardino, ricchissimo di essenze, tornerà al suo antico splendore. Per l'impresa, che si occuperà contestualmente dei lavori alla Crepadona, una nuova sfida in città dopo l'intervento realizzato a Palazzo Bembo. Abbiamo avuto l'aggiudicazione sia di tutti e 2 i lavori. Il Crepadona, per motivi legati a una mostra che è attualmente in corso, ci permette solo di iniziare verso il 4 di novembre. Abbiamo deciso, visto che ci organizziamo col cantiere e tutto, di iniziare nello stesso giorno. Una giornata storica perché segna finalmente la fine dei vandalismi di cui l'edificio delle Gabelli è stato oggetto negli anni, eppure recentemente, sia esternamente che internamente. Slitta alla primavera prossima la nascita della New Co per la gestione degli impianti del Nevegal, a fronte di annunci che la davano operativa entro il mese di ottobre. Il capogruppo di Belluno e di tutti intima al sindaco: basta magheggi, se no ricorriamo alla Corte dei Conti.
Belluno di Tutti non darà mai la propria approvazione all'erogazione di un contributo pubblico alla costituenda società privata per la gestione degli impianti del Nevegalle e, se ciò dovesse avvenire sotto qualsiasi forma, presenterà immediatamente un esposto alla Corte dei Conti. Il suo capogruppo Paolo Gamba, ancora iperattivo sul caso Inlab, la mette giù severamente. Dare soldi ai privati è impossibile, ma neanche in nessun tipo di forma, né comprando ski pass. Il riferimento ai 30.000 euro coi quali la scorsa stagione, acquistando ski pass, il Comune avrebbe finanziato l'Alpe del Nevegalle e ai 200.000 euro di cui la società a ranghi ridotti necessita per rientrare delle perdite stimate per la mancata entrata in funzione degli impianti della parte alta del colle. Il vaso è pieno, attacca Gamba, che accusa l'amministrazione di inerzia. C'è bisogno che questa amministrazione si renda conto dei danni che ha fatto in questi anni, dopo aver fatto chiudere la NIS e dopo aver dato in gestione il Nevegalle a una società privata. Insomma, stop ai magheggi, via un tavolo di lavoro serio che abbia la capacità di interpretare e tradurre l'importanza turistica che il Colle riveste non solo per il comune capoluogo. Il legame col territorio nel frattempo l'ha stretto Unifarco, che a Belluno, nell'area ex Antico Cadore, è in programma di realizzare una succursale dell'azienda che ha sede principale a Santa Giustina. I suoi due numeri uno, il presidente Ernesto Riva e l'amministratore delegato Massimo Slaviero, sono in rampa di lancio con Unifarco per il territorio per la costituzione della New Co No Profit di servizio per il Nevegalle. Qui non servono 100.000 o 200.000, qui servono milioni di euro. Per avere milioni di euro deve esserci una regia che deve essere comunale, perché i soldi dalla regione o dall'Europa o da chi che sia arrivano solo se c'è una regia del comune. Siamo al termine, vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione 20:10, ospiti in studio Stefano Busolin della Lega, Enzo Risso, direttore scientifico SVG. E subito dopo non perdetevi il Ring, la politica alle corde con Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia, Lucio Tiozzo del PD e il senatore Giampaolo Vallardi della Lega. E questa era la nostra ultima notizia, ora vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Bel tempo sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone che sta portando un clima di fine ottobre davvero caldo e anche abbastanza anomalo. Vediamo la situazione di martedì. Sul Veneto al mattino qualche foschia o nebbia sulle pianure e sulle vallate alpine, vedete dal pomeriggio tendenza al rasserenamento con ampio soleggiamento dappertutto e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature piuttosto gradevoli, come detto, minime comprese tra 10 e 16 gradi, massime tra 22 e addirittura 25 gradi. E sarà una giornata soleggiata anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature sostanzialmente invariate, minime tra 13 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo sarà sereno o al massimo velato ovunque. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.